Parlavamo di 150.000 assunzioni che sono i precari diciamo in graduatoria, quindi gli insegnanti e non in graduatoria in Italia, ma parliamo anche di una sentenza vinta a livello europeo dall'ANIEF. Scusi. In questo senso ci racconti questo successo del sindacato ANIEF? Sì, la sentenza del 26 novembre che ha avuto tanta eco su tutti i giornali, sui media, è il frutto di un lavoro di almeno 5 anni che noi come ANIEF abbiamo iniziato per difendere il diritto dei precari ad essere assunti nel momento in cui raggiungono un determinato numero di mesi di servizio come previsto dalla normativa europea. Il problema decennale, se non di più, della scuola è che c'è tanta gente che viene assunta il 1° settembre, se non oltre, e viene licenziata il 30 giugno per un numero X di anni che può passare da 1, 2, 3, 5 sino a 20 e 30 anni. La interrompo perché ci colleghiamo, abbiamo in linea il suo presidente nazionale ANIEF, Marcello Pacifico. Buonasera Presidente. Buonasera. Stiamo parlando di lei e del successo europeo del 26 novembre 2014. È una che a 30 gennaio del 2010 da una pagina di un torneo nazionale. Da allora, dopo un anno, abbiamo iniziato questi corsi. Che la sentiamo a scatti, riesce a spostarsi magari dove può prendere un po' meglio il cellulare? Mi sentite? Abbastanza, provi a parlare di nuovo, diceva, prego. È una denuncia che è uscita il 30 gennaio 2010 dalle pagine di una testata nazionale. Allora abbiamo organizzato dei ricorsi che hanno portato finanziamenti per 30.000 euro per gli impiegati che chiedevano la stabilizzazione. Poi è intervenuto il legislatore e ha detto che in Italia non si doveva applicare nella scuola il diritto comunitario. Siamo riusciti a sollevare questione di legittimità al Tribunale di Lussemburgo e finalmente il semestre scorso è uscita questa sentenza che dà ragione a tutti quei supplenti che in Italia per tanti anni sono stati sfruttati dallo Stato ma hanno servito un servizio decoroso per i cittadini perché hanno potuto aprire le scuole, hanno garantito la continuità per i nostri studenti e il diritto all'istruzione. Ora è arrivato il momento di dare loro meriti. Il governo vuole fare un piano di assunzione di ruolo proprio in virtù della sentenza della Corte europea. Questo non basta perché ci sono tante altri docenti che non sono inseriti in queste graduatorie. Ma quali sono i numeri, Presidente? Quante sono queste persone? Allora, innanzitutto sono 150.000 precari inseriti nelle graduatorie. Sì. Sono studenti abilitati da anni che insegnano, come diceva giustamente il mio collega, e queste persone saranno stabilizzate dal governo. Il problema è che il governo deve pagare loro anche gli scatti di anzianità per i mesi e per gli anni trascorsi e anche c'è un problema, siccome li assumono al 30 giugno e non al 31 agosto per risparmiare 2 mensilità, gli deve pagare pure queste mensilità. Poi ci sono altri 100.000 docenti che sono fuori dalla graduatoria ma sono docenti, le nostre famiglie li conoscono bene, insegnano da anni nelle nostre scuole e solo perché si sono abilitati dopo il 2011 sembra che non abbiano diritto all'assunzione, anche se hanno magari più punti perché hanno maturato un'anzianità di servizio superiore. Ed è su questo che noi stiamo chiedendo al governo pure di intervenire. Perché questa data del 2011? Perché le graduatorie sono state chiuse per i nuovi abilitati nel 2006, come ANIEF siamo riusciti per un principio di parità di trattamento, di riconoscimento del titolo nel 2008 e a riaprirlo nel 2011. Da allora sono rimaste chiuse, quindi tutti coloro che sono stati abilitati su corsi che sono stati attivati dallo Stato italiano, con addirittura un numero programmato, con 3.000 euro hanno pagato questi ragazzi per potersi abilitare. Sono giovani e giovani laureati che però hanno maturato l'esperienza di insegnamento, hanno fatto un tirocinio ed oggi purtroppo a questi si vieta la stabilizzazione. È una cosa veramente sbagliata perché si priva lo Stato italiano di risorse che ha formato a spese sia dei contribuenti, a spese anche dei candidati che oggi hanno il pieno diritto di rivendicare l'assunzione.
Spieghiamo a chi ci segue da casa, chi non facesse parte quindi delle graduatorie di questi 150.000, come può vedersi riconosciuto il diritto di questa assunzione a tempo indeterminato, se ovviamente ne ha diritto? E allora, uno sicuramente può fare un ricorso al giudice del lavoro. Solo l'altro ieri il giudice Coppola di Napoli, che era stato il giudice che ha messo la questione a Lussemburgo, applicando la sentenza della Corte europea, ha deciso i ricorsi che aveva trattenuto appunto in decisione e ha detto che se tu insegnavi da 13 anni, da 14 anni, hai diritto ad essere immessi in ruolo da 14 anni e hai diritto alla piena ricostruzione di carriera. Guardiamo, devo dire a tutti chi ci ascolta, che la sentenza della Corte europea non riguarda solo chi è inserito in graduatoria. Nella sentenza non si parla di graduatoria, si parla di contratti a termine. Chi ha svolto più di 36 mesi di contratti a tempo determinato. Anche non consecutivi? Per cui anche se c'è un intervallo di qualche mese, magari sono stati a casa all'estate perché così non veniva pagato, tutti questi trucchetti magari poco... Anche in questo caso hanno diritto comunque, se hanno i 36 mesi? Sì, anche in questo caso, perché la normativa dice devi avere più di 36 mesi anche non consecutivi. E quindi chiunque, sia che sia in graduatoria, sia che non sia in graduatoria, ha diritto, se è insegnato nelle nostre scuole, a essere stabilizzato, ma addirittura ha diritto anche chi non è abilitato, perché in virtù di un'altra direttiva comunitaria del 2005, se tu eserciti la professione per 3 anni consecutivi, hai diritto al riconoscimento della professione, ma è una cosa normale. Se tuo figlio è stato giudicato da un supplente che è stato chiamato per più di 3 anni, anche se non era abilitato, e tuo figlio ha avuto da lui un giudizio, è stato promosso, quella persona che lo ha giudicato ha il diritto di essere chiamato insegnante perché ha insegnato per tutto un anno, anzi per più anni, e quindi chiunque ha lavorato per più di 36 mesi. L'unica discriminante riguarda le esigenze sostitutive, cioè se tu sostituivi una persona assente non puoi essere stabilizzato. Se invece non sostituivi nessuno, anche se ti facevano un contratto al 30 giugno, giustamente Silvio Maio si parlava prima di contratti che venivano affidati a ottobre, a novembre, e comunque fino al 30 giugno. Chiunque può dimostrare che non sostituiva nessuno e quindi significa che doveva essere assunto perché quel posto era vacante, era libero. Però lo Stato per risparmiare non l'ha mai assunto, anche un po' svilendo la professionalità di chi da tanti anni insegna nella scuola, perché se tu per 14 anni insegni e prendi sempre lo stesso stipendio basta e il costo della vita aumenta, è ovvio che la tua professionalità e il tuo lavoro viene svilito. E questo non porta nessun beneficio anche ai cittadini. Devo ricordare che il più grande economista della Scuola Economica di Londra dice chiaramente che se noi aumentassimo gli stipendi del personale è ovvio che il personale renderebbe di più e quindi gli studenti avrebbero anche una valutazione migliore perché si attiverebbe un circuito virtuoso che porterebbe anche una migliore prestazione da parte del lavoratore. Presidente, ci sono dei tempi, dei termini da rispettare per rientrare appunto in questa categoria che potenzialmente può essere assunta quindi a tempo indeterminato? Si parla in tema di diritto comunitario, bisogna ricordare a tutti chi ci ascolta, purtroppo siamo abituati a queste cose, parliamo sempre di leggi regionali, di leggi statali, di Costituzione, non parliamo mai di direttive comunitarie. Allora, nell'articolo 117 della Costituzione abbiamo detto che in Italia quando si fa una legge deve rispettare la normativa comunitaria. Il Trattato di funzionamento dell'Europa ci obbliga i nostri giudici a eseguire quanto deciso a Lussemburgo dal Tribunale della Corte Europea. Quali sono i termini? In termini di violazione di direttiva comunitaria, la prescrizione 10 anni. Quindi tutto il servizio prestato negli ultimi 10 anni può portare il singolo cittadino italiano lavoratore a ricorrere, e non riguarda solo la scuola, riguarda anche il pubblico impiego, riguarda qualsiasi lavoro fatto nel pubblico o nel privato. Il problema è che nel privato fino ad oggi, se un lavoratore privato si rivolge al giudice, ottiene giustizia, viene stabilizzato. Nel pubblico impiego invece no, proprio perché è il legislatore, il governo che decide di derogare. Però queste deroghe, come siamo riusciti in Corte Europea, sono contro l'Europa, sono contro la normativa comunitaria e quindi devono essere disapplicate dal giudice, e il giudice dispone l'immissione in ruolo del pubblico dipendente.
consiglia comunque di rivolgersi ai sindacati per essere seguiti correttamente, immagino. Sì, il problema è innanzitutto sicuramente uno si può rivolgere o all'avvocato o professionista o ai sindacati. Io dico a noi dell'ANIEF non per partito preso, ma perché siamo stati i primi e continuiamo ancora ad oggi a sostenere le ragioni dell'Europa, a studiare la normativa comunitaria e chiedere il rispetto in Italia, anche perché nei ricorsi fatti dall'ANIEF, siamo giudici rispetto agli altri sindacati, siamo riusciti anche a dimostrare le ragioni oggettive, che sono quelle sostitutive, che lo Stato italiano non poteva rivendicare per violare la normativa comunitaria. Quindi è importante non solo fare ricorso, chiunque può fare ricorso, lo prevede la Costituzione contro qualsiasi atto della pubblica amministrazione, ma bisogna fare ricorso con cognizione di causa, bisogna fare ricorso con una precisa conoscenza delle norme e bisogna fare ricorso con la certezza che poi il ricorso sia utile e giusto non solo per il lavoratore ma anche per i cittadini. Grazie Presidente, è stato gentilissimo e prezioso, speriamo a casa che serva anche il consiglio a chi rivolgersi per far valere i propri diritti. Professor Casen, perché bisogna andare in Europa perché i diritti degli italiani vengano ascoltati? Perché c'è una mala politica che dura da 70 anni. Nelle varie vicende ci sono state varie riforme, ma la riforma principale su cui ancora oggi la scuola si impernia è la riforma Gentile, che è la prima riforma che ha fatto il fascismo nel 1923. E fu una riforma importante, anche se ha dei grossi limiti e delle peculiarità spesso negative. Perché è stato dato alla scuola una valenza soprattutto in ordine alle materie letterarie, quindi il sapere bene il greco e il latino, come se il greco e il latino fosse il fondamento del sapere. È una parte del sapere, ma non è tutto. E classificò i vari istituti, soprattutto quelli superiori, in istituti, diciamo, di alto livello e istituti di basso livello e soprattutto allontanò dalla cultura e dalla scuola materie importanti come sono state quelle scientifiche e soprattutto la matematica intesa come completamento della parte grammaticale che appunto aveva privilegiato. Questo fenomeno è stato ripreso in mano 40 anni dopo, quindi siamo nel 63, con una prima riforma, un primo tentativo di riforma che non ha riformato niente, perché sostanzialmente gli istituti scolastici sono rimasti gli stessi e hanno cercato di tamponare qua e là dove mancavano delle cose. Poi negli anni 70 si è tolta addirittura la meritocrazia ai docenti e quindi è stato il primo declassamento. C'erano stati degli abusi nei confronti dei docenti perché spesso il preside non era equidistante politicamente rispetto all'indirizzo diciamo politico o quantomeno politico-didattico degli insegnanti e questo determinò questo superamento che invece è importante, andava soltanto ripreso l'effetto che dava questa giusta qualificazione dell'insegnante. Poi di grandi riforme, ci furono altre riforme, ma di importanti che scardinassero questo istituto che ancora adesso risente notevolmente della riforma Gentile non c'è stato. C'è stato invece un abbandono dell'importanza della scuola all'interno della società e sempre più attraverso un maltrattamento, diciamo, degli insegnanti che spesso i sindacati non sono riusciti a difendere. Allora, vediamo delle azioni abbastanza importanti nei confronti della Fiat quando licenzia o in qualche maniera blocca determinati sviluppi economici, ma nei confronti della scuola si è visto questa deviazione totale in quello che è un mero rapporto di lavoro, che però questo rapporto di lavoro non è
si riproduce negativamente nei confronti dei figli, cioè delle generazioni, e quindi crescono delle generazioni che non sono in grado di poter accedere al sapere così come invece avrebbero diritto di farlo. Questo è il grosso problema della crisi della scuola. E quello che è importante è che quando io trascuro l'insegnante, quello che diceva Napoleone, chi insegna a chi? No, quando trascuro l'insegnante, io trascuro il prodotto che è il cervello dei nostri figli. Teniamo presente che i ragazzi, quando vanno a scuola, è come se i genitori dessero il cervello dei propri figli in mano fisicamente agli insegnanti. E questo è importante. Non è soltanto una mera presenza, il trasferire, il comunicare, il raccontare, l'insegnare la storia. È un comportamento, è una cultura e non si può trascurare questo aspetto perché è l'aspetto fondamentale di una società. Oggi ancora di più perché abbiamo un effetto dirompente che è quello dell'immigrazione. Quindi la scuola si assume un altro importante onere, quello dell'integrazione. Quindi non siamo in grado di dare una buona scuola alle nuove generazioni e non siamo in grado di integrare, di far conoscere la nostra civiltà, la nostra conoscenza a quelli che arrivano. Quindi bisogna che al di là di quelle riforme che sono importanti, la riforma della Costituzione, il come andremo a votare prossimamente, è più importante la scuola. E non deve essere trascurata, non deve essere nemmeno un momento così di dichiarazione di buone intenzioni. Deve essere perseguita giornalmente la riforma della scuola. Stefano Cecchin, FISM Padova. FISM Veneto. Veneto, mi perdoni. Cosa ne pensa allora di questa riforma e anche delle parole del professor Casen? Allora, per quanto riguarda l'infanzia, dato che rappresento le scuole dell'infanzia paritaria della Regione Veneto, nella buona scuola c'è ben poco, ma c'è ben poco perché il governo si è mosso con un progetto di legge che è il 1260, ancora inizio anno, adesso ormai ha fatto il suo corso e è stato emendato e così via, quindi è in Parlamento da agosto, diciamo, è stato più o meno bloccato perché si sta andando avanti con la buona scuola. Nella buona scuola l'infanzia è presente 13 volte, 2 volte si fa riferimento al futuro riguardo all'infanzia. Nel documento si fa riferimento all'infanzia in particolare per l'anticipo della lingua inglese, soprattutto nell'ultimo anno. Dicono essere una prima bozza, una prima stesura che andrà completata ovviamente con queste integrazioni percepite dal territorio. Ecco, quindi diciamo che nella buona scuola c'è ben poco dell'infanzia, ecco, questo è stato un po' una delusione, ma del resto forse ce l'aspettavamo perché appunto un altro provvedimento la sta affrontando in modo organico. C'è un progetto di legge che è appunto il 1260 che si pone come obiettivo entro il 2020 di scolarizzare almeno il 33% dei ragazzi 0-6 anni e spostare in sostanza tutto il segmento 0-6 anni, quindi prima infanzia e infanzia, all'interno della scuola. Mentre adesso soprattutto il segmento 0-3 è legato al sociale, quindi al servizio alla persona e così via, il servizio alle famiglie eccetera, e anche il segmento 3-6, sì. Fra poco speriamo ci sia un sistema integrato tale per cui la scuola inizia a 0 anni e poi prosegue fino a. Quindi se non è stato ricompreso all'interno della buona scuola è evidente perché si stava portando avanti da un'altra parte. Certo, adesso che la buona scuola fa il suo corso speriamo in tempi brevi. Prosegue anche questo. Peraltro le scuole paritarie, parliamo di bambini 0-5 anni, quindi il pre-elementari. Sì. Le scuole prioritarie in Padova, vediamo Padova quasi un'eccellenza italiana, nel senso come numero di iscrizioni proprio di studenti alle scuole paritarie materne. Sì, il dato italiano è in sostanza il 12% degli scolari studenti italiani frequentano scuole paritarie. A queste scuole viene dato l'1% delle risorse, questo è il dato italiano. Mentre il dato regionale Veneto raffrontato alle altre regioni è ben più alto. Noi abbiamo in Veneto 1073 scuole dell'infanzia
più del 30% di questo hanno il nido integrato all'interno, quindi vanno anche a coprire la fascia d'età 0-3 anni. Se vediamo la slide numero 4, dati appunto fornitici da voi, vediamo proprio la presenza delle paritarie rispetto alle statali nell'infanzia, per cui appunto preelementare. La slide numero, no, la 4, scusate, dove vediamo appunto Padova che ha un 76% di paritarie come numero di iscrizioni queste rispetto alle... In più del 50% dei comuni veneti, fate conto, esiste solo la scuola dell'infanzia paritaria, quindi non c'è un sistema alternativo legato magari alla paritaria comunale o alla scuola dell'infanzia statale. Certo. Esistono solo scuole dell'infanzia appunto paritarie legate alla FISM nel 50% dei comuni veneti. Complessivamente, con una gestione spesso parrocchiale. Sì, alcune sono parrocchiali. Quindi proprio di territorio, anche quasi di volontari, di presenza proprio... È fondamentale il volontariato all'interno delle scuole, nel senso che sono scuole di comunità, sono scuole popolari, sono nate ancora a metà 800 o a fine 800, dovevano occuparsi di bambini che altrimenti, voglio dire, razzolavano nell'aia, a quei tempi là, e quindi a quel punto le parrocchie si sono fatte carico, quindi le comunità parrocchiali, di mettere in piedi queste strutture e di metterci del personale. Erano le comunità religiose, le suore. Ormai le suore sono in ritirata in tutto il Veneto, ma anche nel resto d'Italia, nel senso che le vocazioni non ci sono, quindi abbiamo sempre di più scuole completamente gestite da laici, quindi da insegnanti. La maggior parte di queste sono scuole parrocchiali, però ci sono anche molte scuole gestite da associazioni di genitori, soprattutto nel Veronese, nel Rovigotto e così via. Fate conto che nel Veneto ci sono circa 92.000 bambini 0-6 anni scolarizzati ed educati all'interno della scuola dell'infanzia. Occupano circa 9.200 persone, di cui oltre 6.000 docenti. È un vero e proprio esercito. Sono numeri importanti. Sì. Noi siamo andati anche, abbiamo visitato la scuola per l'infanzia Maria Montessori a Selvazzano di Padova. Adesso andiamo in pubblicità, poi rientriamo con un servizio e vedremo un'eccellenza veneta in ambito appunto della scuola materna, che però soffre di difficoltà importanti anche qui il pagamento degli stipendi. Non arrivano quindi questi soldi. In pubblicità e poi torniamo immediatamente in studio.